Lo vedi quant'è? Tutto chi duca mangia, ci fa profitto, Sì, la liano. Sì, Avelali. Cominciamo già prima di incominciare. Ha ragione la cognata, ha ragione. Ma finisci, la vedi che la ditta appoggio fa lei, basta. A basta commissariati sono stato io solo, vedete, che? Ora papà, siamo qua tutti per dire la nostra. Ora mettiamo tutti così insieme E facciamo la frettata. Ha ragione la cognata. Mamma, non lo posso vedere più, come tu sta ragione, non lo posso vedere più. Che sono contento che siete tutti in casa. Ascolta, Irene, ma che devo cominciare tu a parlare? E che bisogna c'è che incominciare? Noi ti vediamo solo per la presenza, li più interessati siete voi. Vero Luca? Parla pure tu. Va bene Luca, parlo io allora. Che entra stasera a pigliare una decisione. Ora che la mamma muore, cosa lo tiene lo papà? Ma che lo sappiamo? Tu zitti, te lo sappiamo. Calmati ora, Io e mio marito non avevamo proprio niente in contrario. Prima perché è papà, però gli dicessi che siccome siamo tre, le sacrifici la suro, gli dicessi di farle tutte. giusto la soro, gioco te l'appoggio. Siamo tre e allora li sacrifici l'hanno a fare tutti e tre. Io penso che tu, Irene, No, chi fa non sapete come sono combinata io? Io, a mio padre e a mia madre, che sono sofferente. Luca, parla pure tu. Ogni tanto le vai al sistema e poi noi due siamo ancora sposine. E se decidiamo di avere qualche figlio, dicelo Luca. E poi che fanno? Sapete come diventano vecchiare di ranne? Diventano come le piccinette. Come avessi a fare poi? Yamma Soggero ci porto tanto di che do rispetto, ma... Luca, parla, barsanato! Io penso che oggi ci sapete fare meglio e poi tu che devi papà? Io non mi intrometto, basta che stai revenuto e coccolato, va bene? Oh. Irene, Yeah. ricordati che è lo padre del dottore di tuo marito. E tu ricordati che è lo padre di tua moglie. Che è? Quasi quasi non lo volesse collare tutta mia lo crasto, Che stasera se ne decide tutte cose. Perché a me mette le puntine in capo lei. Perché oggi domani che sto cristiano a tanta le piede. E ci sospese, quelle paga, Ma certo che queste cose ci hanno a pensare. A toccare pensare a sparte. Che spartimmo e spartimmo. Io avevo una vita che mangi tu solo e voi sparte pure ora. Aspettati, gioco. Ha ragione la cognata. Finiscila di dare mal ragione. Luca, Che? lo sapeva appena si comincia a parlare di grana, si la pigliano subito così. E poi che dicono? Che la tinta sogno sempre, lo vede? Per Parla! carità, cerchiamo di calmarne. La gente non aspetta un altro che adesso. Caterina, ascoltami la sua. Tu che dici tu con lo papà ci abbadammo ietto? va bene. Ma Mario, tu che dici? Io dico che l'idea fosse buona, dato che le figlie siamo tre. Dicelo Luca, parla! Mario, tu sai che hai la casa più scritta e poi il papà me ne sta di stare bello comodo e serboto. Certo. Se vi rutini tu altri, noi veniamo spesso, siamo sempre a vostra disposizione. Certo. Quando c'è da pigliare si può. E che ci è mancato mai di rispetto per caso? Mai. Appunto. Per da fare le volte che ne vediamo. Ascoltami la suro, lasciamolo stare a Luca, anzi a Irene. Io avevo che lo sapeva. Ascolta, sa che ti dico, vediamo come potremo fare e ne la spieghiamo un altro la faccenda. E basta. Sì, la suro. Io avevo che lo sapeva, questo discorso ieri. Ha ragione la cognata. Finiscila, questo cavolo dà ragione, va. E voi sia, che dici? Che dire, ti ha fatto tutte cose uguali, facete che state la saggezza è fatta. E poi se stai come non mi interessa niente, non ha caputo ancora. Oh. Io sono sempre a disposizione.
quando si va a fare la spesa, quando si va a pigliare le medicinali e quando si va a pigliare la pensione. No, cara mia, non ti pigliare pena, che all'ufficio postale gli è cadarrire, ci siamo a pigliare la nuati, tranquilla. Vabbè, mi tocca. Luca, ma tua moglie ha una faccia tosta però, te ne dire. Luca, Che? lo vede, la tinta, sogno sempre io. Li tesoro fecero coppia, d'accordo si mesero e manca a mirare manco che vennemo. Parla Luca! Mario, lo sai che ti dico? Che la faccia tosta ce l'ha tu e tutte quante. Ma ne c'ha Basta, calmati frate, No. che parte in quinta. Ormai mi ero così. Calmati, ti stai dicendo, non facciamo arredere le cristiane. Vabbè, Ah, ora detto. Papà, ascolta mia, tu non andiamo a fare una cosa, tu stai un po' con mia e un po' con Masuro. Io sono d'accordo, Caterina vede, tu vedi, ma Mario vede, perciò questa è la nostra decisione. Io non ci sogno, Io volessi sapere quando mai lo buono ha contato, e proprio stasera volessi tu fare lo esperto. Che lì già facciamo. Ah, Come facciamo la solo? Facciamo 3 mesi l'uno? Caterina, ascoltami la sura, io dicessi di fare un mese l'uno, perché sì. almeno siamo tutti più liberi. Sì. Ma, viaggio, tu che dici? Che finalmente mi interpellaste voi. E facciamo un mese l'uno. Logico, 3 mesi l'uno ci può calare l'ernia. Ma contento siamo che ne sogno che mi sono d'accordo, va. A sto prezzo voleste vedere? Sto verso? Luca, Che? a Monenne, Sì. ma facciate che da banna. Sì, amore. Camilla, Sarà servito. Papà, Scatta, Luca. ti saluto, ah. Ora vanno a sgruccano pure già bene. Ricordati che chi lo conta è sempre lo cuore. è lo ficato. Mi tendo. Sa bene dica. E cercate di stare Arrivederci, sereno. tante Ciao, Luca, ciao. Frate, Irene, ti sto scordando la borsa. Sì, dammi. Povero tu. Ciglia, lo strasso satà. Maggi. Luca, la vita tesoro. Come non vede, è inutile. Ciao. Ciao, chissà Arrivederci. perché. Ciao. Ciao. Ma che agitazione che mi fa bene questa madre. Ma di cui è la solo? Te ne adunasti? Tutta lei di caca pare. Lo vedeste che era un po' pata, lo vedeste? No, non risura la sura, no. E sparti se ne lavaro le mani tutte e Sei due. un maggio Ha calanda. ragione allo cognato, ha ragione. Povero. Ma tu non ti scandalei a dare ragione, ah? C'è. Io turto lì. A buonè. È finitela di babbiare tutti voi, non sapete essere seri, manco dei momenti seri. Ah, Ma, piuttosto decidiamo qui che vanno a cominciare. Tu che dai, papà? che Che dei papà? dire, papà, che dire? Mi mentissimo d'accordo, venite villovate, che buca te ne vuoi? Oh, Va bene. Ma, Per mia potremmo fare testo o croce. che ti paga che così? Aspetta, te la lasciamo parlare, assaggiare. Ma io già accettato per Babbia, fare papà, lo sai che papà, babbia, E basta seccate. più. Basta. Ne siamo d'accordo per te, non orna ma con mondo come cominciare. oh sì. Viaggio, lasciamo decidere le sorozze. Ma sa che ti dico, andiamo già in che lo lavamo e ne parliamo noi due la sera. Sì, amore papà, che andiamo a fare una Sì, bella doccia. incominciateci a lavare le spadozze. È proprio. Ma cerca di fare meno lo spetto, tu lo vedi quando arriva l'età mia, se ci arrivi. Te! Ha ragione o lo vecchiaretto, ha ragione. Ha ragione, solo questo sapere, ha ragione. Papà, non ti peleare, ma lo vedi che ti doglie o non può non tenere in scena. Ti scaccia la ciocca. Ah, che sa un Amore, calino da cogliere. giocare Amore, punto. mazzare. Viaggio. Ma che ci lavano, vero? Le spalle ci lavano. Ah, che sta, c'è, per me lo punno fino a stregliare, magari. Ma. Avere un ma. Ah, yeah. Gandà. Viaggio. Ah, Ma dire niente. ie, niente hai vedere te. Viaggio. Se mi dire qualcosa e non me la dici, hai torto. Come? Io avevo una giornata che mi dica io ha ragione e ora io turto. Fino a mia Viaggio, facciano le tic. io penso una cosa. Tu pensi che noi teniamo lo vecchiaretto e Luca fa lo forbo. Ha ragione allo cognato.
E io ti do ragione. Viaggio, a fare in modo che marito e moglie non fanno le forme. Ha ragione, è la meglio cosa che sapete. Oh. Amma stare attento allo vecchiareddo, che è 8 di pensione, alla muccioni proi. Dici che Luca aveva tanto bisogno, e non se ne aduna che la figlia hanno più bisogno di Luca. Viaggio, no, io non lo permetto, anche se mi sciarri con la mudruzzana di mia moglie, ma non lo permetterò. Ricorda, Pure io. abbiamo fatto un patto e lo dobbiamo rispettare. Marito e moglie hanno mangiato assai, la casa ce la fecero, la macchina ce la cattarono. Sordo ogni volta che pigliano la pensione. Viaggio, lui che per piangere molto sempre che. A tia niente, e chi è più picca di niente, e sparte ora nell'amma a collare. Ormai ci siamo messi d'accordo, non facciamo capire niente alle femmine. E Calamano, aspettiamone. Tanto, prima o poi, questa discussione l'abbiamo a fare. certo. Ora non ti fare pigliare a delle ticche per carità. Ma è solo quando mi innervosisce. La via capoto. Sì. A ridere, ma oh, e che è? Viaggio. O stanno strigliando giusto, che buono. Caso sette, molto, eh? Un a ballare chiò. Avanti. Eccoci qua. E che Tagliatelo che è bitu profumato, ma fa un picciotito pare. Sbidria. Ascolta. Freddo, ascolta. Vieni A qua. scelle numero 5. Che ci do tutta questa competenza, settati. Aspettati papà. Allora papà, tu mesi sta con Masuro e lo prossimo venerdì mia, va bene? A Iave che lo sapeva e che abbiamo cominciato oggi. Ma te ne fa? Viaggio scherza, lo sai che scherza. Bravi come viennero, dai. Lo vede che è ruffeano. Ma mentre calmato non c'è mai stato, guarda di chi è che parlaste? Giusto, che dicesti? Matilde, ma tu lo sai che con tuo marito parliamo piccaredda? Che abbiamo a dire? Ma secondo te è che mi mentiva a parlare con questo flipper che balla tutto? E che volete dire che sta stivucaina di geminota, tagliare la muscola cavatina, non dire manco una parola? Che c'entra? Parlavamo e dicevamo che a sto cristiano qualcuno se la va bene o la maglietta sta testate. Ma non guarda so chi è che viva. Perciò abbiamo deciso senza problemi, un po' Luca, ma poi è andato tutto Lui bene. è bravo, mio figlio, lo sapete come è. Ascoltate, ma proprio frate così. Luca, che gioiave un cuore d'oro. Tu, basta che ci do tanto. Poi vuole Figlio tanto, a mia la te. Che siete bitti tutti noi! Ma che colpa n'ave tu caro se non ci la moglie? Ah! Caterina Sura, Yeah. ascoltami, se fece tardo, papà, mangiamo qualcosa, se Maria, sì, ascolta, mangiamo, ascolta. mangiamo. Guardi, mangiate tranquillamente. Mangiamo. No, papà, hai un sacco di roba. Andiamo, c'è. vedete La calma. prossima volta vengo, che ti porto lo timballo, papà? Un ballo, che ballo. le melingiane imburnate, papà. Ballo, Ah, papà, che va a ballare. A monenne, macio. avanti. Avanti. Stasera la televisione fanno un pugilato. Veramente stasera alla televisione ci fosse la partita. A me la partita non mi piace. Mi C'è. piace il pugilato. Oh. Manco una sera già che vuole comandare. C'è la partita stasera. Ehi, e che ti costa? Faccelo vedere. Che ti... Che te cosa? E che si mi danno nuote, Simmo? Basta, stasera si vede poi so chi è che sa vedere, c'è. Ah, non è che si fece tardi, dai papà. Ciao. Ne vedemmo, Quando? Tra un mese? Oh, si pensa che va bene. E che sta? Un mese Stavo senza a portare le vedere. melingiane. Mario, a proposito, Chi è? vedi che oggi ne avemmo tendono. Ricordatevi che per buate lo mese incomincia di tendono. Posso che vi pare che non la mattina ognuno su pricchio, va? Ah, cominciamo Ma già! che ma parlavo? ma che ce n'è? Sta tranquillo, cocolato è rivenuto! Scherza, viaggio, dicendo che schifo. Va bene, va bene. Caccio, stavolta pare che ne ci va per davvero! No, No, stare. scherza. Sta tranquillo, se no me ne vai, eh? Ragione a scherza. patroccio, mamma mia. Oh signore. Ne va la sur, amone. Un paro d'occhiali nuovi, queste state cose ricordano qua.
Comunque è meglio che finisce di giocare perché... Insomma, accattano queste carte siciliane, vede che schifo c'è a fare a tutte e due. Quando ci sono ieri, moscio moscio. Quando ieri non ci sono, bello teso. Moscio moscio, teso teso. Amo come ascolto tante chiede di musica, mo. E il vecchietto dove lo metto non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto per carità. Il vecchietto dove lo metto? Cangiamo canale, lo sa. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Ste scherzi, me le fa ducciare a pido di mia nipote. Che sono cornutillo? Nonno, E che birra? come sei? Ti vedi un bello teso? Sei il nonno più bello di sto mondo, tu. E tu sei lo nipote più ruffiano di sto mondo, che buona grana! Un minuto appena lo saluto pensa che voglio grande. Niente, non te ne doni. Amore. Veramente, a un vecchietto non si dice mai di no, quindi se me da qualcosuzza. Ecco, devi spendere tutto, eh? Mamma, che sogno contento. No, potessi tu campare in altri 2 secoli fossi lo picciotto più felice di sto mondo. Fai sto Ciao pizzo. ciao, nonno. Mi sto in una stanza. Ciao ciao, ciao ciao. Disgraziati di umare che è stato. Ciao papà, Ciao. come ti senti stamattina? Insomma, ho fatto tutto figlio. Come è stato? Ma questo occhiale non ci vede buono. Non ci vedo buono, ce lo devi a tuo figlio. Me la sta cangiare sto occhiale, mi stanno facendo annurbare e tu non vedi. Ora vai di Ivana, chissà che russa dello corso, che ha occhiali belli e che costano picca. Ma per camera dobbiamo con questi, vieni qua, via. Sapeva che aveva fatto in giamia. Vieni qua, facci in questo occhiale a papà. Ah, mo. Mica le voglio arrinarrire, eh? State molto, te, taglio come ci vede con questo. Aspetta che ti aiuto, aspetta. Mi precisi. Precisi su, via. A così me la cattara, eh? Va bene, te la catto così. Camore mi tigno questo. Sì, tieneteli. Ascolta, papà, vedi che io mi a pigliare la pensione. Cacci su tutte le sordi e vedi so chi è che fare. Ma secondo te, che ci fosse di fare questa pensione? Zitti, ti ora nelle Una cosa sola ci fosse di fare questa pensione. Zitti, nelle dune ora, zitti. A ma bene tutto. Vedi che li sto contando. Giusto, ma aumento domani di uno di questi disgraziati. Papà, che se mi dittero? Amore, 1, 2, 3. Ecco, questi me li vendo qua. Ah, Questi me li vendo qua. ah, Che se luce. A me c'è questi qua, avanti. me li vendo qua, dai. Fino all'occhiale ci ha pensato, oh. Papà, ma ascolta, mentre che noi non siamo mai stato, se fece vedere qualcuno? Non è venuto, ma entro qualcuno bene. Io vedo penso, che entra qualcuno bene. Ma che fa? Vuoi mangiare qualcosa? Non hai fame, mangiato water. Ma come vai a riposo tante chiede che tu aspetta, forse che mi cadono, mo. Avanti, mo che ti accompagno, dai. Ma Se va a riposo a te. buono fa. Amone. Taccagno. Mi schieno fanno pena. A camina gioco pena, ma si sta meglio che in all'albergo dell'osso. A voglio vedere se quando sogno che qualcuno mi va a lavare le spagiozze. Ma cara, giù ma padre non lo capisco. Piglia tutta la pensione e non ha più il coraggio di cazzare la tutta. Pare che non lo sa quando spese ci sono in già una casa. Ma È meschino, ma non ci dice caso sicuramente. Camina che fa lo fissa per pagare l'aduana. Tutte cose calcolate, ave. Basta, vediamo se potremmo mangiare. Ah, Ah, monente. Levo la giacca. Franco, aiuta tuo papà a apparecchiare quando risponde al telefono. Pronto? Ciao Luca. Sì, buono è. E Arzello lo frate? No, non c'è bisogno che viene. Se ti dico di no, non c'è bisogno, buono è.
Ah, Benere, proprio vuoi? Ah, va bene. T'aspettiamo allora. A dopo, ciao, ciao. Ah, lo sapeva che entro voi qualcuno via bene tu. E sanno fino allo giorno preciso. Ma che ave qualche inventato in dalla posta? Ah, che ne saccio io magari. Aspettiamone, vediamo se ci potremo mangiare. Papà, tu a stare tranquillo, che la duna tutta noate, non Sì. stiamo tenendo noate. Perché io minestrino. Ah, È dissapita. cioè. Avanti. Che bello, non ci voglio manco credere. Finalmente siamo assettati a tavolino e stiamo mangiando. Ah, visto che sei contento, Franco? No. Chista, non gli è vita che si può fare. Ma possibile mai che ogni volta che andiamo a stoccare lo cudo per mangiare un piatto di veleno e dunque mangia a sgraccare, papà! Ci va. Basta, quando vuole Dio mangiamo, sempre che vuole. Ah, Hai solo una cosa, penso. La prima camera un nonno dei cristiani si porta alla tomba. ha ragione. Non mangiamo mai, l'unico che si salva per lo zio Luca, Mo Matilde, io me ne sto in campagna che mi sta venendo veramente del rovesciaio, hai lo stomaco su tangapo. Ah, Dio ti Franco, prego, amore, amore. che ne mi ha mangiato pruno in campagna, va. mi coglieto bruna così. Amore, Maria, Signore. forza, del rovesciaio fa Io bene. non so quale è la via e la trazzera che è fare. Chi sta non è vita che si può fare, no, non si può fare sta vita. Mia, non mi volete, ti paga sogno stolito. A meglio che me ne vai a stare solo, va. Papà, ma tu a mia ma capire, io hai una famiglia in capo alle spalle, tu ti lamenti in continuazione, che una dorme, televisione non ce n'è, che la poltrona è spasciata e che lo matarazzo è sponnato, ma... Ti scordaste le carte siciliane? Ah, che tu caveio fino allo babbeio, Iagoie. Ah, Ora di da India, io non ci più, lo capisco. arriva. Guarda, non siete cose a rispettare un anziano. Non ci più di da India, amore. Hai ragione, avevo mio figlio Francozzo. Hai trovato a campare 100 anni, ma hanno altri sicuro subito ne consigna. Sicuro? Mamma, dare la porta su. Luca! Ciao, la Ciao, Lufrasi. E che la faceste lei? Che buona, era Caveceno e passaggio. Aspettati. E che c'è, mio figlio Luca? C'è! La voce intesa, La voce intesa. Buono te vedo. La voce ci mia, conosce papà. suo figlio Luca. Che? Sole siete? Viaggio con Franco, non ci so. Poi fece lo sciopero della fame. Aveva venire ieri, poi sai com'è? Dai domani. E giusto me ne ste cose, sinto lo chiaro, Vabbè. Ma Matilde, che è che fa lo monello, papà? Papà, vedi che Caino non manca niente. Sì, niente. Papà, vedete un po' stezzoso, eh? Mai me l'ha detto la parola di chissà, stezzoso, un muscolo ora. Capisci che mi desse? Che te desse? Stezzoso. Ha ragione, Ave, davvero stezzoso sta diventando. Che bella che è stata. Ah, Questo sto nipotello arriva o non arriva? Papà, ci stiamo provando. È che ha bisogno motopeco. fatele fatti tua. Perché non ti stancavo, papà. Ah. E chi è? Dada, niente c'è di ricchiotto figlio. Che c'è da dire? Io vai a bere un momento quando mi aveva chiamato donna Saridra. Ah? Natalia, che Vai a vuoi? televisione che cavolo. Sul telegiornale, due. Matilde! Ah, sul telegiornale di Sicilia. Ah, sa quando viene a rompere, che rompe, sempre che rompe. Papà, a me non la capisco lo stipendio. Oggi tutte le soldi mi spedino. Dice a tua moglie che tiene più stretta, scancio di un po' passo con tutte queste pistine caccate. Amore, un capello non vuoi arrivare. E che? Pigliaste la pensione? Manco me la ricordavo. Sì, fa l'ufficio e poi un po' l'audazio. Ecco, tu vedi che sai, tu non più picca mi dici stizzoso, così ti scanna lei. Ma va bene.
Perciò papà, come te la passi? E come me la passare? Avessi bisogno di tante cose, una poltrona, la televisione, un matarazzo spunnato da India. Papà, se fossi tu in di mia, a esa da facesse passa buona. Sì, con i soldi mia. Che bello. Che bello. Trase. Oh, Sempre buonasera. Buonasera, donna Sarina. Luca, Che è? ciao. Ma stai a contare? Aspetta. Sapevi? Veramente un po' stare assai. Aspetta, a sistemare la legge, non lo No, sai. no, che se ieri già le sistemaio. Santo, cade tuo figlio Matilde, te la passare buona. Speriamo che mi dai con tua figlia Caterina te la passi buona. Anche se veramente nello vegenato si dice che lo figlio dello Cori è Luca. Va bene, la gente spara tante mensarei. Donna Saridda, scusami, mano male che ma pa non nave sordi salvati. Che se per caso l'avesse, dicello Luca, noi, gioia mia, non ne sciarriassimo come fanno in certe Sicuro, va. famiglie. È vero, lo saccio, che siete una famiglia beggiunita. E avete una vita che ne conosciamo. A che figli d'oro che ha santo. Aveste tutte le fortune di sto mondo, santo. Ah, lasciami ieri, mo, quando vai allo bagno, aglielo bagno che ora va a venire padre Angelo. Mi davvero, ma quando ave quando si fa vedere Padre E dici Angelo? che mi avesse bene a compensare. Ora che se ne va ce lo dici Luca, Va dai. bene, ora ce lo dico. Santo, ma che ha peccati grossi per compensare? Tutte che feci in gioventù me le scaricare ora. Ora lasciami ieri che mi stai facendo in cuore. Papà, aspetta che ti saluto, posso che te ne cale. Sbrigati. Ne vediamo. Ciao Luca. Me ne vai io da Ciao, solo. Luca. Ah, donna Sare, se facessi la fatica di suo ogni tanto, che male non c'è Ciao Luca! Lascialo parlare tu. Ah, che capisci? Matilde, dimmi una cosa, ma tuo papà piglia la pensione. Quando piglia, so se piglia lo stesso di mio papà. Me la spartite tutte, anche che lui con saluteni. Contami, dai, contami. Contami qualche cosa. Quando ebbe io so che vuole, lo vede che mi chiama papà. Che vuole essere, mi dai studiato. No, tutte cose solo si fa, ma quando ebbe io so che vuole. Matilde. Arrivo! Ascolta, libertati che ti aspetto qua. No, ascolta mia invece Gioia, va tenni in di tia, che ora va a venire lo parreno, io hai un manicomio casa e gli rabbadare ancora a papà. Poi io ti chiamo per lo caffè. Va bene, più tardi vengo Sì, però. Va sì, bene. ciao. Ma che sto? Per compensarsi. Ma che peccati può avere? Mamma, padre mai si confessa, ma... Avanti papà. Come la sopporta il suo marito non capisce come la sopporta. Ah. Un cancro è, sempre che parla è. Ma io ti dico una cosa, papà. Che prima o poi, sa che suo figlio di Milano non è che se ne va, fino a che si stufferà. Oh, che è che vuole queste battute? Lo capisco, ti paga sogno fissa di tonno. Ora io e mi prendo le robe e me ne vai. Amore. Aspetta che sta settato un pezzo c'è. Stavolta lo faccio per davvero. Che sono queste battute? Ora mi prendo le robe. Aspetta, niente ti si può dire. Allora che faccio? Mi risto o me ne vai? Arrestati. Stavolta mi risto. Avanti, aspettati. Sempre che si murmuriano so. Calmati. Fate la pelle tacchia d'acqua. Niente voglio, carmo sogno. Carmo, si sta trovando tutto, che sei calmo. Ah, mamma, quando vai io qui è? Ah, lì è qui. Calmati, che questo sicuramente sarà Padre Angelo. Oh, Padre Angelo. Buonasera. Buonasera. Pace e bene a questa casa e a tutti coloro che la frequentano. Grazie. E che il Signore sia con voi. Il vecchietto, che dice il vecchietto? Come andiamo? Che bell'arzello. Dovevo venire ieri, ho avuto consiglio pastorale, si fece tardi, poi ci fu la riunione all'oratorio delle Carrozze, l'addolorata contro la Macece e un po' te venne chiuso. Vabbè. Comunque, eccomi qua. Lo Bene stesso, voi, ma male con gli parenti. Voi aiutate a pensione. Padre Angelo, ascoltasse, che faccio? Piglio l'altra sedia, Padre Angelo, aspettasse un momento, così stai più comodo. Bello comodo farlo stato. Certo. Grazie. Importante. Allora, a noi. Padre Angelo, che fa? Glielo posso offrire un caffè, un bicchierino? No, niente ci offre, che sennò si agita, che mi va a compensare. Mi piglio il doppio whisky? Sì, il doppio Va whisky. bene un caffè. Ah, va bene.
Domenica dia cercate di farvi vedere la messa. Ancora un niente Ha di ragione, ave padre Angelo, ma purtroppo abbiamo avuto tanti di che invece che non è potuto affacciare manco davanti alla porta. Scusa, non ce n'è per lassù. Ha ragione, ave, ma intanto... Padre, non sapevano come vi tenere prima, a mente che si misero d'accordo. Padre Angelo, vi dissi che mio padre ave voglia di scherzare voi. Lo so. Ah. Caro Santo, vedi che saccio tutte cose di tutto di sto paese. Ma se mi contano un po' di cose mie, Padre Angelo. Il segreto della confessione è inviolabile. Quando comincia a parlare così difficile mi fa bene le nerve. Padre Angelo, mi facessi una grandissima cortesia, ci spiegassi so che significa, perché sennò di stasera è capace che mi mangia. Io un momento vai a fare il suo caffè, Inviolabile. Se tu ti confessi con mia, io non posso dire niente a noggio. Hanno dannoggio. A noggio. Manco se ci puntano la pistola al pietto. Manco se mi puntano cannone. Ma tutte le parrine siete da così, oggi sono parrine e parrine.